Una Pasqua confortante, con gli alberghi aperti occupati quasi l'80%, circa 10 punti percentuali in più dell'ultimo anno pre-pandemia, il 2019, e nei campeggi già a Pasqua c'era un'occupazione al 60%. Lo dicono i dati del sistema di rilevazione H-Benchmark, fedele lettore dei dati forniti dalle strutture di tutte le località turistiche della costa veneziana. Prenotazioni da maggio a settembre che viaggiano già ora sul 26%, con punta del 48% per il Corpus Domini a metà giugno, grazie ai turisti stranieri. Scende nelle preferenze la pensione completa, richiesta una volta su tre, rispetto a formule bed and breakfast e mezza pensione. Su circa 800-830 alberghi complessivamente su tutta la costa veneta abbiamo avuto una parte di questi non significativa ma intorno al 30% che hanno aperto per il periodo pasquale, registrando dei numeri estremamente interessanti in termini di occupazione. Il problema adesso è arrivare fino all'inizio, diciamo, della vera e propria stagione, che quest'anno si delineerà intorno dal 20-21 di maggio in poi, con il picco verso la quindicina di giugno in concomitanza con le festività tedesche, quindi l'ascensione della Pentecoste e il Corpus Domini, che vedranno arrivare finalmente, insomma, ritornare sulle nostre spiagge un numero significativo di turisti provenienti dalla Germania e dall'Austria, che per noi è un mercato estremamente importante. Sulla costa veneta fin dalle prime fasi si è aggiunta una maggior richiesta di soggiorni dal mercato estero che nei 2 anni pandemici aveva riscontrato un importante calo. Abbiamo circa un 8-9% in più mediamente di occupazione rispetto al dato del 2021, con un picco ben più alto intorno al 15-18% sul mese di giugno, proprio in concomitanza delle festività tedesche. Questo è un dato ovviamente in costante evoluzione, perché abbiamo una finestra di prenotazione molto sottodata e di conseguenza più sottodata arriviamo e più questa percentuale sale. Stesso trend per le città d'arte e le località di montagna, che registrano già previsioni interessanti per i mesi di luglio e agosto, ma c'è una nuvola scura che incombe, non riguarda gli arrivi dei turisti quanto la presenza di chi dovrebbe accoglierli. La carenza e le difficoltà di ingaggio dei lavoratori stagionali restano un tasto dolente. Noi in questo momento stiamo anche come associazione di categoria interloquendo con la triade sindacale per cercare delle soluzioni condivise. È evidente che dobbiamo necessariamente tutti essere un po' più proattivi, cambiare un po' il paradigma con il quale ci siamo approcciati al nostro capitale umano negli anni precedenti e come professiamo oggi, dedicarci lo stesso impegno, la stessa passione che dedichiamo nel fidelizzare e ricercare i nostri clienti, farlo altrettanto con i nostri collaboratori che sono, come si vuol dire, il nostro vero capitale, senza di loro le aziende non possono aprire. È evidente che c'è ancora una ferita aperta e non sarà una risposta immediata quella che potremo trarne, ma dovremo costruirla nel medio termine, sedendo al tavolo tutti i portatori di interessi, quindi ci dovrà essere il mondo datoriale, il mondo sindacale e non dovrà mancare questa volta anche il governo e la politica, perché in questa partita al tavolo devono esserci anche loro.